I numeri più rilevanti sono nel terziario. Se il primo trimestre del 2026 in Liguria, visto attraverso i dati Istat, mostra un'occupazione stabile rispetto allo stesso periodo del 2025, c'è un aumento del tasso di disoccupazione dello 0,6% con 39.000 disoccupati rispetto a 34.000. Una variazione che può significare anche che ci sono persone che prima non avevano lavoro e hanno iniziato a cercarlo. Come detto però è nei servizi che si vede un calo, 12.000 occupati in meno, si passa da 508.000 a 496.000, in particolare nel comparto commercio, alberghi e ristorazione si scende da 144.000 a 134.000 addetti, soprattutto per la perdita di 13.000 lavoratori dipendenti, da 103 a 90.000, mentre crescono i lavoratori indipendenti che passano da 41.000 a 44.000. Tutto questo a fronte dell'aumento dei turisti in Liguria che nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso conta un più 9,7% di arrivi e un più 12% delle presenze, mentre il settore commercio, alberghi e ristoranti perde 10.271 occupati. L'industria invece sale a 146.000 occupati rispetto ai 138.000 dei primi 3 mesi dell'anno passato. Gli occupati nel numero totale sono 650.953, pari a 188 unità in più, ossia lo 0,03%, una cifra frutto di andamenti opposti, da un lato l'aumento delle occupate donne e dei dipendenti del settore industria, dall'altro la contrazione della componente maschile dei dipendenti e dei lavoratori autonomi. Secondo Luca Maestripieri, segretario generale della CISL Liguria, la contrazione nel settore terziario è il sintomo visibile di due zavorre che stanno piegando il turismo. A partire da una profonda crisi salariale, c'è una frammentazione del settore con salari non più adeguati al costo della vita e contratti troppo spesso precari o stagionali. A questo si aggiungono le storiche difficoltà infrastrutturali che la Liguria continua a pagare in termini di isolamento e criticità logistiche. Per Maurizio Calà, segretario generale della CGIL Liguria, si tratta di un'anomalia tutta ligure che segna la fragilità del mercato del lavoro nella regione ed è rappresentata anche dal continuo andamento ondivoro dei settori, condizione che emerge anche dai dati Istat. In questo trimestre industrie e costruzioni crescono, ma l'occupazione del turismo, numericamente importante per la Liguria, subisce un tracollo.